Un altro pestaggio a Mestre, questa volta non in via Piave ma ai giardini di via Tasso in pieno giorno, una laterale di Corso del Popolo. 5 cittadini di origine africana si sono scagliati contro un giovane bengalese, scaraventandolo a terra e prendendolo a pugni, schiaffi, spintoni. Attirati dalle urla, alcuni residenti hanno immediatamente chiamato il 113, ma quando gli agenti sono giunti sul posto, sia l'aggredito che gli aggressori erano già fuggiti. Ancora sconosciuti dunque i motivi del pestaggio. Chi frequenta questo parco abitualmente però lo definisce tranquillo, anche se da tempo viene considerato tra i più caldi della città, non tanto per l'attività di spaccio quanto come punto di ritrovo per i consumatori. È un parco speciale perché ha un'entrata e un'uscita, se entrano, scappano, sono appartati. Ecco, io vengo raramente qua per leggere il giornale, aspetto un mezzogiorno. Ma secondo lei è meglio o peggio dei giardinetti di via Piave? Direi meglio. Le aggressioni nei confronti dei bengalesi sono frequenti, come il caso del 32enne picchiato 2 mesi fa per una sigaretta, e tra i mestrini la preoccupazione è tanta. Con lo spostarsi anche con l'intervento delle forze dell'ordine, molte di queste etnie si sono diffuse in zone che non erano di loro appartenenza. Ecco perché gli scontri, ecco perché gli accoltellamenti. A volte fra di loro ci sono degli accordi, per cui se io trovo il cliente, tu che fornisci la droga mi devi dare una percentuale. Le richieste sono sempre le stesse. Senza il coinvolgimento di noi cittadini, delle forze dell'ordine, delle forze sociali del territorio, non si possa risolvere il problema. Prima di tutto bisognerebbe che il sindaco, il prefetto, il questore incontrassero noi cittadini, perché possiamo spiegare le dinamiche, le cose positive fatte dalle forze dell'ordine, ma anche le cose che non funzionano. Per esempio assistiamo a un apparente non coordinamento tra le forze dell'ordine. Ma questi episodi non riguardano solo la terraferma. Sabato notte in campo Santa Margherita a Venezia una ventina di persone con un Rottweiler hanno rincorso un ragazzo gridandogli "ti ammazzo", secondo alcune testimonianze. Lui si è potuto salvare solo trovando riparo in un locale.